ma tuttavia io credo che noi non possiamo ignorare che anche nel nostro campo le delusioni non sono mancate. L'interruzione del primo governo Prodi è rimasto nella memoria, il fallimento del secondo governo Prodi, travolto dalla troppo debole e divisa maggioranza parlamentare, è stato sicuramente un fallimento. La grande speranza della nascita del Partito Democratico, l'apertura di una nuova stagione politica con il progetto di Veltroni, sono tutte speranze che sono cadute, sono cose che abbiamo visto nel corso di questi anni ma che poi sono anche cadute, e quindi anche noi dobbiamo ricominciare da questa situazione. E secondo me l'indignazione non basta, e non basta nemmeno l'opposizione, e non basta nemmeno indicare l'insufficienza della maggioranza, i limiti culturali oltre che politici, i tradimenti. Siamo di fronte a un popolo smarrito, un'opinione pubblica smarrita e delusa, che chiede molto di più. Chiede di trovare una proposta affidabile, chiede di trovare una spiegazione convincente dello stato del paese, un leader capace di prendere in mano il paese e di condurlo in salvo. Questo è il punto che noi abbiamo di fronte. Per questo non basta rivendicare i meriti dell'opposizione, né nell'aver detto per tempo dove saremmo andati a finire, non basta nemmeno coltivare l'indignazione popolare. Vi ricordate, dopo Tangentopoli, dopo Mani Pulite ci fu una grandissima indignazione popolare, ma poi dopo ci fu, gli italiani scelsero di affidarsi a Berlusconi, e l'esito di quella scelta, come ho cercato di dire prima, è abbastanza mostruosa, quella del ventennio Berlusconi. Così credo che anche contro l'indignazione, anche verso la politica, che è pienamente giustificabile, come ho detto prima, bisognerebbe cominciare a riflettere, cercando come recuperiamo quella che è la funzione della politica.